anche attraverso una diretta Facebook. In particolare per la loro autorevolissima presenza un ringraziamento va al sindaco della città di Pieve di Sacco, Davide Gianella, al presidente della quinta commissione consiliare sanità e sociale della regione Veneto, Fabrizio Boron, all'assessore regionale alla sanità della regione Veneto, Luca Coletto, ai quali chiederò successivamente la parola per un gradito indirizzo di saluto. Un ringraziamento a tutte le autorità civili, politiche, accademiche, militari e religiose, al signor prefetto di Padova, Renato Franceschelli, agli assessori e consiglieri regionali, all'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, ai consiglieri regionali, Claudio Sinigaglia, Franco Ferrari, Massimiliano Barisoni, oggi qua presenti, ai signori comandanti provinciali dei Carabinieri, il colonnello Oreste Riporace e della Guardia di Finanza il colonnello Fabio D'Ametto, e con loro tutti i comandanti delle compagnie e sezioni locali che sono presenti in sala. Ringrazio il professor Stefano Merigliano in rappresentanza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Ringrazio il Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, il Professor Paolo Simioni, e a tutti i sindaci, assessori, consiglieri dei comuni afferenti al territorio del Comitato dei Sindaci della ex USS 16 e in particolare ai sindaci del territorio della Saccisica. Grazie per la vostra rinnovata vicinanza. Ringrazio Don Giuseppe Cassandro per la diocesi di Padova che benedirà il nuovo pronto soccorso, il dirigente regionale del SUEM, i rappresentanti degli enti accreditati, delle realtà associative, del centro servizi volontariato di Padova e a tutti i volontari che operano in questo ospedale. E non poteva mancare, a nome della direzione strategica, un doveroso ringraziamento per il loro quotidiano e qualificato impegno a tutti i direttori delle unità operative dell'ospedale, ai loro collaboratori, alle professioni sanitarie, ai tecnici, agli amministrativi, ai primari di tutti gli altri ospedali della rete ospedaliera dell'Eugania che sono oggi qua presenti. Un sentito ringraziamento per l'impegno profuso al direttore medico del presidio, la dottoressa Carla Destro, e al direttore del pronto soccorso, Maurizio Chiesa, e anche ai tecnici che hanno seguito i lavori di completamento, ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso. Infine, ma non ultimi, agli organi di stampa. Limen liminis, soglia. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo oltrepassato la soglia di un pronto soccorso. Fuori c'è la salute, forse anche la sottovalutazione di quanto importante sia la salute e il mantenersi in salute. Fuori c'è quel sentirsi immuni dalla malattia. Dentro c'è il dubbio, la paura, l'inquietudine, lo scoprirsi fragili, quasi un po' di coccio, di terracotta, e quell'affidarsi ai medici e agli infermieri per tornare a pieno titolo nel proprio mondo, più consapevoli di prima. Allora questa inaugurazione io voglio dedicarla allo stato d'animo di ciascuno di noi quando quel giorno si è trovato liminale, ha oltrepassato la soglia di un pronto soccorso. E sarà contenta quella parte di noi di sapere che questo pronto soccorso è stato completamente rinnovato, è un punto di forza della nostra rete ospedaliera, ha una superficie doppia del precedente e più accogliente, più attrezzato, con apparecchiature e personale, ha una sala d'attesa confortevole, una nuova shock room, da 3 ambulatori si è passati a 8 postazioni di lavoro, 3 ambulatoriali e 5 postazioni di area. Abbiamo attiviamo, oggi inauguriamo 16 postazioni con monitoraggio centralizzato, replicate in 3 punti diversi dell'area del pronto soccorso, in maniera che da qualunque di questo punto possono essere monitorati fino a 16 pazienti contemporaneamente. Abbiamo ampliato lobby da 4 posti a 16
quindi quadruplicato la sua potenzialità. Abbiamo aumentato e assicurato la sicurezza di questo pronto soccorso. Sono ben 17 le telecamere che sorvegliano, che assicurano la sicurezza sia ai nostri dipendenti e agli operatori sia ai pazienti stessi, considerato che il pronto soccorso è sempre stato un fronte del porto, un porto di mare. Ma questo è stato possibile grazie a un investimento di oltre 4 milioni di euro che la Regione Veneto, con la sua programmazione, ha voluto investire nel corso del tempo, migliorando quella che sempre più quella che è la rete dell'assistenza sanitaria e del nostro modello di sanità, di sociosanitario veneto, che ne fa un modello di eccellenza imitato da molti. Io devo ringraziare quindi il sostegno, il supporto della programmazione regionale, non ci ha mai fatto mancare in questo, e anche la spinta in tutti i modi e con tutte le forme. La presenza di numerosi rappresentanti del mondo politico dice quanto questo sia importante per la salute dei nostri cittadini. Prima di passare la parola al sindaco di Pieve di Sacco, do il benvenuto in rappresentanza della provincia al vicepresidente della provincia di Padova, Fabio Bui, che nel frattempo ci ha raggiunto. Io ho concluso la mia breve introduzione perché ho sempre ritenuto che i fatti siano a dover parlare, l'evidenza dei fatti, e oggi di questa evidenza nei fatti noi ne diamo grandissima prova e dimostrazione. Quindi auguro a tutti buona salute a tutti. Sindaco della Comune di Capoluogo, Davide Gianella. Buongiorno a tutti, un grazie sincero per l'invito in questa giornata di festa. Mi associo al saluto e ai ringraziamenti poc'anzi portati dal direttore generale, dottor Scibetta. Oggi è veramente un giorno importante e voglio portare le grazie anche di oltre 35.000 pazienti che accedono circa annualmente al nostro territorio, grazie degli 80.000 abitanti della Saccisica, degli oltre 250.000 cittadini e oltre del bacino di utenza di questo presidio. Lo abbiamo atteso con speranza e oggi finalmente è finito e ultimato. È una struttura moderna e all'avanguardia senza alcun dubbio. Un grazie lo voglio rivolgere anche a tutti gli operatori medici e personale di comparto che sono cuore pulsante insieme a chi pensa le scelte, poi c'è chi le esegue e chi ci opera tutti i giorni. Un grazie veramente di cuore per la vostra professionalità. Ho ricevuto molti apprezzamenti per il vostro lavoro in questi anni in cui ho l'onore di essere il sindaco della città. Condivido con voi solo un pensiero velocissimo oggi. Ritengo che le istituzioni di un territorio così importante come la nostra Saccisica e il nostro Veneto si possano tenere per mano proprio per affrontare le sfide più complesse che i bisogni sia sanitari che sociosanitari dei nostri cittadini richiedono. C'è un proverbio africano che dice: se vuoi andare veloce devi andare da solo, ma se vuoi andare lontano devi andare insieme. Ed è per questo che come amministratori locali vogliamo trasformare queste pietre, questo pronto soccorso, questa struttura all'avanguardia, che oggi rappresentano un'immensa montagna di fiducia, in qualche anche piccola certezza, particolare anche su risposte da anni attese sul futuro del nostro presidio, sul quale come sindaci continuiamo ad insistere e sulle quali confidiamo anche di essere ricevuti a breve dal governatore Luca Zaia. Risposte sia sul personale, sulla programmazione di schede che sappiano interpretare sia il presente che il futuro, su un programma ulteriore ancora di investimenti e anche qualche magari aggiustamento di tiro che consenta al pari di altri presidi di dare una risposta sempre migliore. E abbiamo bisogno di scelte che non rimangano sulla carta e anche grazie a questo investimento confidiamo che alcune scelte strategiche possano essere ripensate proprio in un'ottica di ulteriore potenziamento e miglioramento. Istituzioni locali e regionali possono camminare insieme
comuni e direzioni strategiche possono dialogare, perché il fine comune su cui si lavora è esattamente lo stesso. Disse D'Azeglio: fatta l'Italia, facciamo gli italiani. Oggi abbiamo fatto finalmente il pronto soccorso, facciamo anche un ulteriore sforzo per regalare, garantire a questo territorio un presidio moderno che sappia soddisfare ancora di più e ancora meglio e sempre di più, in modo pieno, i bisogni di un bacino di cittadini che supera ampiamente i confini della Sa' Cisica. Un grazie di cuore a tutti coloro, penso a quante persone che si sono dedicate e spese per un progetto così importante. C'è lavoro di molti, dalla programmazione al finanziamento, alla realizzazione, a tutta la filiera. Un grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno lavorato e un grazie ancora per l'invito di oggi. Buona giornata a tutti. Grazie Sindaco, passiamo la parola al Presidente della Quinta Commissione Sanità e Sociale, Fabrizio Burò. Grazie a voi. Ovviamente i saluti di rito che sono quelli delle autorità presenti, ma soprattutto degli operatori di questo ospedale, gli infermieri, i medici, la direttrice dell'ospedale che ogni giorno lo fa mandare avanti e tiene in piedi questa struttura, al direttore Scivetta, che ovviamente ha un compito difficilissimo, che è quello di gestire la più grande ULSS del Veneto dopo la riforma della sanità. I saluti a tutti voi, poi li porterà ovviamente l'assessore, ma è quello della regione, del presidente, perché oggi io non ho ovviamente nessun canovaccio su cui ovviamente fare il discorso, perché oggi quello che voglio esprimere è anche con un po' di commozione quello che ho seguito da 2 anni e mezzo, ho preso a cuore questo territorio e questo ospedale e ho cercato nei miei limiti e le mie possibilità, con l'aiuto della giunta, dell'assessore, del direttore, con l'aiuto di tanti colleghi qui presenti in quinta commissione, il consigliere Ferrari, il consigliere Barison, il consigliere Sinigaglia, dare centralità e importanza a questo ospedale, perché quando si dà importanza e centralità a un ospedale si dà importanza e centralità ai cittadini, a chi poi l'ospedale lo frequenta per purtroppo incombenze che nessuno di noi vorrebbe. È un percorso che è iniziato con la riforma della sanità, è un percorso che vedrà quest'anno il nuovo piano sociosanitario, che dovremo giustamente, come ha detto il sindaco, che ringrazio della collaborazione, e ovviamente l'assessore si ricorderà le riunioni fatte dentro il comune di Piovessacco con gli altri sindaci presenti, vedo insomma il sindaco di Ruggine, di Maserà, vedo il sindaco di Legnaro, di Polverara, e scusate se non vi accenno tutti, ma siete tutti stati presenti in quelle riunioni dove si parlava del futuro del nuovo ospedale, io dico del nuovo ospedale perché siamo stati abituati per troppo tempo a parlare di questo ospedale in maniera decadente, in maniera ovviamente non positiva, e questo ha fatto sì che si è creato un po' anche una psicologia quasi di fuga, ma se lì le cose non funzionano andiamo verso Padova. Io in quel momento dissi a tutti voi sindaci che per fare le cose fatte bene e dare un segnale positivo invece bisogna parlarne bene, bisogna dire quello che c'è e quello che si vuol fare, quello che sono gli obiettivi e dove vogliamo andare, perché così la gente prende fiducia, prende coscienza, gli amministratori che sono in qualche modo i servitori della gente, che sono quelli che devono dare risposta alle persone, hanno la possibilità di dare poi, cosa il più importante, i soldi, no? Le risorse economiche, gli investimenti, come facciamo oggi. Cioè oggi presentiamo a tutti voi quello che voi come ovviamente cittadini con le vostre tasse ogni giorno pagate, che è l'investimento sul territorio di un pronto soccorso, che non è un arrivo, è una partenza, cioè dopo 2 anni e mezzo di parole, giustamente come ha detto il direttore Scivetta, si passa ai fatti. Per 2 anni abbiamo programmato, abbiamo deciso, abbiamo trovato le risorse, grazie all'assessorato, e abbiamo dato oggi prova che i risultati arrivano nel pronto soccorso, sono arrivati
nei vari bandi che sono usciti per trovare i primariati, no? Vacanti, e ci saranno ulteriori risorse da investire in questo ospedale, perché nella riforma e nel nuovo piano sociosanitario l'ospedale di Pio di Sacco è centrale per lo sviluppo dell'ULSS e della sanità della provincia di Padova. Nessuno può pensare in maniera diversa. Io di questo ne sono convinto, sarà motivo di discussione con il territorio e con i sindaci, con me, con l'assessore, ma di questo ne siamo convinti. Oggi finalmente avete la prova che quello che sembrava per troppi mesi, per troppo tempo solo una chiacchiera, è invece realtà. A tutti voi ovviamente un ringraziamento per il lavoro che fate tutti i giorni, perché senza di voi, se apriamo un pronto soccorso ma poi non ci sono, diciamo, le maestranze che lo fanno funzionare e salvano vite, non servirebbe a nulla. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, Presidente. E infine il nostro assessore alla sanità della Regione del Veneto, Luca Coletto. Grazie, il mio benvenuto, il mio buongiorno a tutti, forti saluti del governatore Zaia, ritornato alla Giunta insieme con il collega assessore Marcato, saluto i consiglieri presenti in sala, Senigallia, Barbisone, Ferrari, tutti i sindaci naturalmente che sono il cuore pulsante, piaccia o no, di quella che è l'amministrazione della sanità in generale, visto e considerato che noi spesso e volentieri, lo dicevo poc'anzi con il sindaco, siamo visti più e più volte per quanto riguarda l'ospedale di Piove di Sacco per gestire situazioni che sembravano all'epoca emergenziali, come diceva il Presidente della Quinta Commissione, pareva che andassimo verso la chiusura. Niente di più sbagliato. Lo dimostriamo con i fatti oggi. L'ospedale di Piove di Sacco è stato rivitalizzato con un pronto soccorso nuovo che ha raddoppiato la superficie, che ha 17 telecamere che servono sì sicuramente al monitoraggio innanzitutto dei pazienti, ma sono anche una questione di sicurezza, perché oggi all'interno dei nostri pronto soccorsi, ringrazio le forze dell'ordine, il signor prefetto, suo eccellente prefetto, sempre presente e che attenzionano, oltre che gli ospedali, i pronto soccorsi, che sono un portale d'accesso generale generico dove giustamente entrano tutti, ma dove giustamente i pazienti devono essere sicuri. Si parlava prima di piano sociosanitario, un piano sociosanitario che sarà sicuramente revisionato a brevissimo, che dovrà tener conto, oltre che delle necessità degli ospedali, hub e spoke. Attenzione, qua vorrei fare una sottolineatura. Non è che noi abbiamo ospedali di serie A e ospedali di serie B. I nostri ospedali sono tutti ospedali di serie A. E non è la classifica hub and spoke che differenzia quella che è la qualità delle cure. La qualità delle cure che viene erogata è sempre e comunque una qualità delle cure eccellente. E questo lo dobbiamo a tutto il nostro corpo sanitario, a tutti i nostri medici, a tutti quanti i nostri infermieri e a tutte le maestranze, fra virgolette, che ruotano intorno alla sanità, che per quanto riguarda il Veneto sono circa 60.000 e se consideriamo anche l'indotto arriviamo intorno ai 90.000, quindi una grande azienda che è un investimento, non è un costo, perché stare in salute significa sostanzialmente investire nel futuro. Il Veneto ha sempre puntato molto sul futuro nell'ambito della sanità e i risultati si vedono dall'aspettativa di vita che va dagli 81 anni per quanto riguarda i maschi e oltre l'84 per quanto riguarda le femmine, che è stata apprezzata anche a livello di OMS. Noi siamo la regione più longeva all'interno dell'Europa e questo lo dobbiamo sostanzialmente a chi? Ai nostri sanitari, oltre che all'amministrazione, ma soprattutto ai nostri sanitari. Quindi io veramente chiederei un applauso a tutti, per tutti quanti i medici, soprattutto per quelli del pronto soccorso. E lo dicono anche i numeri, 35.000 accessi dell'anno scorso contro i 31.000 del 2011, quindi significa, e la risposta ci è arrivata dal territorio, significa che Piove di Sacco andava potenziato. Lo abbiamo potenziato con le strutture, lo stiamo potenziando con l'assunzione di infermieri, di medici, quindi la ristrutturazione
che se ne dica, noi la stiamo facendo investimenti nonostante i tagli che ci arrivano giornalmente dal governo centrale, dai governi centrali che si sono succeduti. Questo sostanzialmente il messaggio che passa significa che ristrutturando, revisionando puntualmente il sistema, mantenendolo efficiente, si riesce a recuperare, diversamente da come possono fare altre regioni che non sono così oculate nello spendere i soldi dei contribuenti, si riescono a fare anche investimenti. 4 milioni per il pronto soccorso, ma evidentemente ogni anno la Regione del Veneto investe 70 milioni in apparecchiature, in ristrutturazioni di sedi ospedaliere, investimenti in generale, investimenti che sono finalizzati a migliorare la qualità dell'erogazione delle cure. Con il nuovo piano sociosanitario noi sì revisioneremo qualcosina per quanto riguarda gli ospedali. Sottolineo che ormai abbiamo ben poco da fare, quasi niente, anzi niente, visto considerato che noi il DM70 lo rispettiamo perfettamente. Noi abbiamo il 3 per 1000 di posti letto a livello regionale, siamo perfettamente a posto, abbiamo lo 0,6 per quanto riguarda la riabilitazione, puntiamo decisamente sul territorio. Se noi riusciamo ad avere un buon filtro sul territorio, e questo lo dobbiamo fare innanzitutto in coordinamento, oltre che con i nostri direttori generali che sono sempre in prima fila e qualsiasi cosa accade è colpa loro, no? Però posso dire che col dottor Scibetta e in generale con la nostra squadra, che è una squadra rodata, i risultati si vedono, sono apprezzabili, quello di oggi è un risultato importante e coordineremo con i direttori generali quello che è il nuovo piano sociosanitario territoriale. La medicina territoriale dovrà dare delle grandi risposte, dovrà essere un filtro importante, dovrà far guadagnare in salute tutti quanti i nostri cittadini. Guadagnare in salute a partire da chi? Dai pazienti fragili evidentemente, dagli anziani, dalle cronicità. Questo dobbiamo gestire assieme con evidentemente l'ambito delle acuzie, che è l'ospedale, assieme agli ospedali di comunità che sono direttamente collegati, per quanto dettato anche dal decreto ministeriale 70, agli ospedali per acuti. E sarà un collegamento, un anello importante con i medici di medicina generale e il territorio. Se noi riusciamo ad implementare e migliorare, e ce la faremo sicuramente, ne sono convinto, quella che è la prevenzione, riusciremo anche a limitare quelli che sono gli accessi in pronto soccorso. Quindi l'investimento di oggi è sicuramente un investimento chiesto dal territorio a gran voce, ma anche supportato da numeri. È un investimento che è arrivato dopo qualche anno, ma è un investimento certificato e certo, visto e considerato la programmazione che avevamo fatto. Io credo che possiamo andare avanti adesso, passare alla parte più importante, no? Dove sarà protagonista Don Giuseppe con la benedizione che all'interno di un ambito ospedaliero non guasta mai. Grazie e buona festa a tutti. Allora, come ha anticipato gentilmente l'assessore, ci accompagniamo tutti verso il pronto soccorso dove ci sarà la benedizione e il taglio di nastro, il direttore generale con il direttore medico e il primario del pronto soccorso vi accompagnerà nella visita della nuova struttura.